L'ex assessore Renato Boraso ha concordato con la Procura di Venezia una pena di 10 mesi e un risarcimento di 37.000 euro per presunta corruzione nella vendita di Palazzo Poerio Papadopoli ed altre accuse di turbativa d'asta rimaste fuori dall'ordinanza di custodia cautelare. L'accordo raggiunto dall'avvocato di Boraso con i pubblici ministeri porterebbe ad una condanna totale di 4 anni e 8 mesi per l'ex assessore, sommandola ad un primo patteggiamento di 3 anni e 10 mesi e 400 euro di multa per 12 accuse di corruzione. Prima però l'accordo dovrà essere approvato dal GUP che si esprimerà il 22 dicembre, esattamente 10 giorni dopo l'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, in cui comparirà anche il sindaco Luigi Brugnaro per la trattativa di vendita dei terreni ai Pili e per la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al magnate di Singapore Chin Kiat Quong. Nell'udienza di oggi hanno chiesto il patteggiamento anche Carlotta Gislon e la sua società, la Mafra SRL, il dipendente comunale Gianroberto Licori e gli imprenditori Nievo Benetazzo e Jacopo Dalio. Comune di Venezia e città metropolitana si sono costituite parti civili.